Eni, Mediopiave, Fincantieri, Autorità Portuale sono solo alcuni dei progetti di recupero di 5.800 ettari di Porto Marghera, dei quali hanno parlato il Presidente della Regione Luca Zaia e il Ministro dell'Ambiente Orlando. Il progetto prevede l'autorizzazione definitiva all'inizio delle attività per 12 aziende entro la fine dell'anno, ma la soddisfazione del Presidente della Giunta regionale va oltre questo aspetto. Ma soprattutto ricordiamo che è una giornata storica perché comunque si va a sancire che le procedure verranno semplificate del tutto. Fino ad ora, continua Zaia, di Marghera e del recupero ambientale si è parlato molto, ma si è fatto poco. Stiamo parlando di una grande area sulla quale tutti hanno fatto proseliti di proposte. La verità è che siamo qui noi a risolvere il problema pensando che 5.800 ettari debbano essere ridonati in maniera salubre e sicura alla manifattura. Le cifre che verranno impegnate dalle aziende che interverranno sono ingentissime e l'occupazione dovrebbe trarne un grande sollievo. Per oggi noi abbiamo una disponibilità di aziende che cubano circa 2 miliardi di euro, il che significa 2 miliardi di euro che danno poi vita a occupazione in un Veneto nel quale 170.000 persone veneti in questo momento non hanno lavoro. Se le cose andranno nella direzione sperata e voluta, la trasformazione della zona sarà radicale. Vai innanzitutto nella direzione della green economy, dell'energia e dell'economia diciamo anche pulita fra virgolette fino in fondo, nel senso che se volessimo ragionare guardando molto in là nel tempo la prospettiva è quella di pensare che Marghera sarà il sito meno inquinato magari fra 20-30 anni. Le aziende che saranno operative dovranno avere requisiti di compatibilità ambientale. Insediamenti puliti e manifattura sostenibile e soprattutto che approfitta di questa area che ormai è servita dai servizi e dalle infrastrutture in maniera unica. Una volta bonificata l'area toccherà poi agli imprenditori fare la loro parte. E noi siamo qui chiamati a creare il substrato affinché le aziende possano insediarsi in ambienti e in luoghi e soprattutto su terreni bonificati e dopodiché a me sembra logico che quando c'è l'azione produttiva messa in moto arrivano anche poi i lavoratori.